attimo leggendo i commenti, il sole è tramontato, sono le 4 e un quarto, no 4:28. Stavo leggendo un pochino i commenti che mi avete lasciato, bella luce, sotto il video, quello dove alla fine vi faccio la domanda su quali altri canali seguite oltre al mio. E devo dire che alcuni di quei canali li seguo anch'io, magari non sono iscritta ma li seguo. Sì, quindi devo andare a guardare un po' su YouTube i canali che mi avete detto. Io in realtà non lo so, cioè io guardo un po', no, un po' di tutto no, ma vado molto a periodi, tipo c'è stato il periodo che guardavo sempre Gianmarco Zagato, non lo guardo più, non mi piace più di nuovo, cioè quello, ecco, quello è un canale, una persona che mi va molto a periodi, adesso no. Poi anche ad esempio Chiara Facchetti, non me l'avete iscritta voi, però c'è stato un periodo che la guardavo sempre, adesso no, ma adesso comunque ha avuto dei problemi di salute, eccetera, quindi fa anche molti meno video, devo dire. Però lei la guardavo sempre, però adesso anche i video che mette non li guardo più, non ho più interesse. Boh, ci sono, non seguo tantissime persone, però anche quelle poche che seguo, ma sono perché sono io un po' rintronata ultimamente, non mi va tanto di seguire altra gente. Oggi mi sono rilassata, sono stata a giocare con la Nintendo fino a poco prima che tramontasse il sole. Dopo mi sono messa, vabbè, ho tirato dentro la biancheria, ce l'ho qua sul letto, adesso la piego. Poi ho portato 2 borse di legna, ho dato una pulita al poggiolo perché spostando la legna si crea la polvere infinita. E no, anche perché si era accumulato tanto sporco col vento, dietro i bidoni delle immondizie, si era accumulato di tutto e quindi ho dato una pulita anche lì. E poi cosa ho fatto? Ho dato una sistemata alla cucina, il tutto in mezz'ora, neanche. Ecco, ho fatto di tutto in pochissimo tempo. Cioè, quando torno a casa dal lavoro proprio io ho bisogno di non fare niente. Cioè, magari fare le solite cose che vi dico e poi stare 1 o 2 orette senza fare niente, proprio. Dopo mi riattivo. Poi vado in crisi di nuovo, fino a ora di cena. Dalle 8:30 a 9 mi riattivo di nuovo. Cioè, sono così. Chi è che suona? Comunque si sta bene, ho ancora le finestre aperte. Si sta benissimo. Cioè, meraviglia proprio. Chissà che maltempo che farà nei prossimi mesi, perché ha fatto veramente troppo bel tempo. Vabbè, bellissimo, ma troppo. Io adesso ho un po' di mal di testa, comunque mi metto a piegare la biancheria. Franz invece ha sistemato, perché gliel'avevo detto l'altro ieri, volevo farlo io, invece poi l'ha fatto lui oggi, ha sistemato un po' il prato, il giardino. Sì, ha dato una bella pulita, anche la via, che era tutta una sterpaglia, cioè c'è da pulire tutto qua sotto, il cemento che è tutto sporco, però tempo una giornata di vento è di nuovo tutto sporco, quindi in questa stagione è un po' inutile. Comunque ha dato una bella pulita e lì c'è ancora neve. No, più che neve, ghiaccio. Sì. Adesso mi piego tutto sto caos di roba che si è asciugata alla fine, quindi la piego e nient'altro. E questo è il mio pomeriggio del 16 febbraio. Vorrei fare anche altro, ma è già tardi, non credo di riuscirci. Volevo buttare un po' di cose e prepararle per buttarle, insomma, e ho già uno scatolone pieno, però non so, mi ci vuole tanto tempo a fare quel lavoro. Non ho ancora trovato pace con l'organizzazione dei mobili. E quindi niente, sono ancora alla ricerca di un sistema, un ordine, un qualcosa che mi permetta di avere il cervello anche in ordine, perché finché c'è caos non riesco a fare nient'altro
se non pensare che in quei mobili c'è il caos. Ecco, dai, faccio sto lavoro perché altrimenti viene notte tra un po'. Allora, questa sera zucca in forno, ma continuo ad aprire. Beh, cotta è cotta, lascio solo che prenda un attimino di colore, ma è cotta. Continuo ad aprire sicché la temperatura continua ad andare giù. E qui invece 2 uova per me. Ecco, queste padelline piccole sono perfette. Così tutta sporca, dovrò grattarla, ma al momento la lascio così. È brutta da vedere, ma tanto la dobbiamo vedere solo io e Franz. E voi nei video, ma chi se ne frega? Nessuno praticamente. Io ceno e poi vado a lavarmi. Cosa ho combinato? Scotta la teglia, scotta. E questo è il mio piatto per questa sera. Povere uova, guardate che sento. Sì, è a posto, è cotta. Ben, guardate, è decisamente cotta. Mangio. Allora, siamo andati via pomeriggio che avevamo un impegno. Oggi è sabato. Adesso sono qua, ma visto che eravamo a Belluno, ne abbiamo approfittato a fare anche un po' di spesa e siamo andati al Prix, perché lì non ci eravamo ancora mai andati, là a Ponte nelle Alpi. Ecco, da quando l'avevano spostato e fatto nuovo, non ci eravamo mai andati. Adesso chiudo anche gli scuri. E quindi abbiamo fatto un salto lì, c'erano tante offerte. Adesso credo di registrarvi un piccolo video spesa di quello che abbiamo preso lì. Certo è che non è spesa tutta sana, però insomma io so come gestirmi la mia alimentazione, quindi va bene lo stesso. Ho preso anche delle schifezzuole, sì, certo, però visto che sapendo dosare bene le cose ci possono anche stare quelle, anche perché non sono gravemente obesa, quindi cioè ecco, sarebbe bene evitare certe robe, ma io le posso mangiare anche. Sì, inizialmente diciamo che mi trattenevo molto di più nel mangiare roba che non dovevo, Adesso la mangio con criterio. Allora, cosa faccio adesso? Ho già acceso il fuoco, non vedevo l'ora di tornare a casa, perché proprio sono fiacca, sono stanca. Infatti non vedevo veramente l'ora di tornare a casa e di essere qua nel silenzio, relax. In realtà relax no, perché devo mettere via la spesa, ma non è tanta. Ah, ho tagliato i capelli ieri sera. Sì, dopo la mia cena, zucca e... Cosa ho mangiato ieri sera? Zucca e... Ah, e uova, ok. Dopo la cena di ieri sera, era da qualche sera che stavo pensando a sta cosa di tagliare i capelli, perché mi davano fastidio qua sotto, e anche vederli nei video, questa lunghezza qua, no? Odiosa, perché stavano fuori tutti... Ecco, li ho tagliati. Li ho tagliati, tac. Li ho rasati qua sotto sulla nuca col rasoio, e tutto da sola perché io mi arrangio come riesco, come posso, non vengono perfetti ma mi arrangio e sono così contenta. Secondo me avrei dovuto tagliarli ancora un po' più corti, soprattutto dietro, però essendo da sola a fare questo lavoro è difficile. Probabilmente non li ho neanche tagliati tanto dritti, mi sa che di qua sono un po' più lunghi, mi sa di sì, sentendoli così mi sembra siano un pelo più lunghi da questa parte. Comunque sono così contenta che sono di nuovo corti, perché mi dava proprio fastidio quel pezzo lì, odioso proprio, anche perché mi ritrovavo sempre ad averli tirati su con le mollette qua dietro, perché mi davano fastidio. Mi danno fastidio anche questi, però comunque non ho più quel pezzo proprio che ingombrava. Poi vado. Almeno
non ho grosse robe da lavare, no, quella roba la posso mettere in lavastoviglie, quindi stasera mangeremo pizza, probabilmente. Io il sabato ho la cena libera, quindi, e la domenica ho il pranzo libero, e stasera mangeremo la pizza, quella già pronta, quella alta nel banco, che si trova nel banco frigo, si trova sia Lidl che all'Eurospin, che tutti gli altri negozi, Aldi, probabilmente anche in quelli di marca sicuramente, sì, dove ci sono prodotti di marca, e mangeremo quella, semplicemente. Io mi sa che la mangerò così margherita, non voglio appesantirmi troppo lo stomaco. Già la pizza, io non vado matta per la pizza. Ecco, io sono una delle poche persone che non ama particolarmente la pizza. La mangio anche volentieri a volte, però non ne vado matta. Cioè potrei stare tranquilla, vivere senza tranquillamente, come potrei vivere senza la pasta. Sotto sotto penso di non essere italiana a questo punto. Dai, vado a prendermi le borse. Ho preso 3, adesso vi faccio vedere subito, così non dovete aspettare il video spesa. O forse vedrete prima il video spesa del... non lo so, non lo so. Vi faccio vedere un acquisto extra che mi è venuto da fare lì al Prix. Cosa ho preso che secondo me starà bene con le tazze nuove che arriveranno, probabilmente la prossima settimana. Queste sono delle ciotoline carine carine, marroni. Quindi queste staranno sicuramente bene con le tazze che mi arriveranno, perché le ho prese beige e marrone, no marrone, color vedrete. Cioè queste sono delle ciotoline barra tazze, quelle altre sono delle tazze classiche, più o meno dovrebbero essere forse un po' più piccole rispetto a questa. Ecco, quella andrà eliminata perché non la sopporto più, è da tanti anni che c'è, non mi piace più. E queste sono carinissime, c'erano anche in altri colori, blu, con però una fantasia diversa. Io ho deciso di prendere queste qua, ne ho prese 3, volevo dirvi il prezzo, 1,29 € l'una. Non è malaccio come prezzo. Resisteranno nelle mie mani? Non lo so, non sono tanto sottili, però non sono neanche tanto grosse. Boh, comunque belline. Adesso faccio il video spesa, se no non vado più avanti. Mi preparo tutto qua e vi faccio vedere tutto da qui. Ecco, quindi mi preparo per il video spesa, sposto anche la macchinetta qua, la macchinetta, la pentola a pressione, la macchinetta. Sposto questa, che continuo a usare e usare. Credo che d'inverno sia la scelta migliore, poi invece d'estate secondo me non la utilizzerò tanto, anzi. Però adesso in inverno non avrei potuto fare acquisto migliore.